Tragico incidente stradale poco prima delle 8 della mattina nel territorio di Anguillara, nel Padovano. A perdere la vita è stato un 38enne residente a Cavarzere che si trovava alla guida della sua utilitaria. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto frontale con un camion lungo la strada provinciale 1. Illeso il conducente del mezzo pesante di Stanghella. I pompieri di Piove di Sacco e di Rovigo, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la vittima rimasta incastrata nell'abitacolo deformato del veicolo. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'incidente e per i rilievi, è intervenuta la polizia stradale. Si è piazzato davanti alla recinzione della scuola e ha cominciato il suo personalissimo spettacolo. È successo a San Donà di Piave, protagonista dell'increscioso episodio, un anziano che evidentemente non è passato inosservato alle persone presenti nelle vicinanze. Sono stati gli insegnanti dell'istituto, la primaria Romulo Onor di via Nazario Sauro, a rendersi conto per primi di ciò che stava succedendo e a lanciare l'allarme. Il tutto è avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Nel frattempo il maniaco si era ricomposto e si stava allontanando, ma evidentemente non è stato abbastanza rapido. I responsabili della scuola sono riusciti a indicarlo mentre ripartiva a bordo della sua auto. È stato fermato e denunciato. Florina Simion, la giovane di 25 anni di Cazzago di Pianiga, scomparsa dalla sua abitazione ormai 2 settimane fa, potrebbe essere finita in cattive mani. La mamma della ragazza ne è praticamente certa e anche gli investigatori ora sembrano propendere per questa ipotesi. Da nuovi controlli fatti dalle forze dell'ordine è emerso come il cellulare della giovane sia stato spento solo 2 ore dopo la scomparsa. In più il corpo non è stato trovato e anche l'allontanamento volontario non sembra un'ipotesi credibile, visto che Florina ha lasciato a casa i documenti e i farmaci che deve assumere. Ho la netta sensazione, ha detto la mamma Nela, che mia figlia non sia morta, che non sia caduta in acqua e che invece possa essere stata presa da qualcuno che ora la tiene prigioniera contro la sua volontà. Florina è alta 1,65 m e zoppica. I familiari invitano chiunque abbia informazioni utili a contattarli al numero di cellulare 346 50 93 633. Guidava contromano in corsia di sorpasso dopo essere entrata dalla barriera di Venezia Est e aver preso la direzione Padova. Il problema è che una donna di 77 anni di Mestre l'ha fatto appunto nella carreggiata sbagliata, causando un diluvio di segnalazioni al centralino della Polstrada. L'anziana è stata intercettata e fermata dopo pochi minuti. Il suo tasso alcolico era superiore al limite consentito. Patente ritirata e multa da 531 euro.